Buongiorno Renzo. Buongiorno, Come stai? professor Maggi. Quando la vedo sempre bene, Però sempre meglio. abbiamo recuperato lo spizzetto finalmente. Sì, finalmente. E poi abbiamo fatto caffè, succhi di frutta. Poi il professor Maggi ha spostato tutta la troupe, come si chiama, Ambaradam, Cicicocò. ad Adria in Basso Polesine. Ecco. Perché Tra lei da l'altro, buon Basso Polesine centrico. primo. E poi Adria è Porto del Delta. E Sai Adria che la Porta l'idea del Porto Delta. del Delta l'avevo suggerito alla nostra sindaca di Taglio di Po, Laila Marangoni. Sì. E ce l'ha rubato Adria. Perché durante le votazioni hanno insistito su Porto Ho del visto che Delta. il sindaco sia molto colui che è stato Effettivamente eletto. è più Porto del Delta Adria di Taglio di Po, però vabbè, siamo arrivati secondi, e arrivare secondi, diceva Kennedy, è come arrivare ultimi. Purtroppo. Vabbè. Non sempre però. Non so. Allora, che dire, oggi è una Alla sua, giornata signor Maggi. purtroppo anche di malinconia, perché è morto Silvio Berlusconi. Ne ha parlato tutti, ne parleremo anche noi, visto che tu l'hai conosciuto, tu sei stato anche un referente importante di Forza Italia, e Forza Italia era il braccio operativo politico di Berlusconi, La voluto sua- fortemente da lui. La sua creatura. Fortemente da lui, però non ha mai voluto, oppure non ha voluto creare delfini. E questo evidentemente. Diciamo che Silvio Berlusconi, presidente e fondatore di Forza Italia, aveva una sua immagine della politica e ha trasfuso la sua immagine della politica nel partito. Se ne sono andati molti sono rimasti, Molti li hanno andati via. molti li ha messi in condizione Di andare via. di allontanarsi, però giuro che un momento come questo non se lo aspettava proprio nessuno, perché è vero che aveva 86 anni, molte patologie, tutto quello che vogliamo, però è stata molto repentina. Però Ci aveva abituato a ritenersi un vero Highlander, e cioè che le battaglie partivano, anche quelle sulla salute, e le superava. lui ha creato la sua immagine su questo. Cioè un uomo che in ogni caso ne viene fuori. A me ricorda molto Napoleone, sai la famosa poesia 5 maggio. Due volte sulla polvere, due volte sull'altare. Lui forse 3 anche. Cioè, chi poteva immaginare dopo una sentenza anche di colpevolezza, che ha fatto anche ha fatto i domiciliari, poi i lavori. No, domiciliari assolutamente no. Però è Lui ha stato avuto il servizio condannato. Sì, è stato avuto condannato per non mi ricordo neanche più il reato, pensa L'hai cancellato. talmente rimosso, ma poi lui ha avuto sì i servizi sociali, ma Ecco, però chi poteva immaginare che alla sua morte viene fatto un lutto nazionale? Che forse però è un po' eccessivo, se vogliamo. Cioè, io capisco che tu ne sei contento. forse felice non di sono questo. obiettivo, però Sì. professor Maggi, la invito, lei che è persona acuta e intelligente, la invito a pensare questo. Non mi pare che nel nostro paese si siano celebrati i funerali di un leader politico ancora perfettamente in efficienza, perché Sì. tra l'altro lui è stato per alcune settimane candidato alla presidenza della Repubblica, non si ricorda di uno che è stato 4 volte Presidente del Consiglio, rappresentante dell'Italia al Parlamento Europeo, rappresentante dell'Italia nei consessi internazionali, e che sia ancora come indicatore politico riconosciuto da milioni di persone. Cioè so che ci sono state polemiche, l'onorevole Bindi non si è smentita con una posizione come sempre. Anche lui molto spesso è stato elegante con la Bindi. Diciamo che reciprocamente se ne sono detti di tutti i colori. Sì, esatto. Anche se la famosa battuta, le rivelo, non un segreto, perché non è un segreto assolutamente, Che ma è la più famosa intelligente battuta che me, o viceversa. non è di Silvio Berlusconi, è di Vittorio Sgarbi, e Silvio Berlusconi la fa propria in una trasmissione televisiva. Che al di là di tutto è una gran battuta. È una grande battuta. Però
lui era perfettamente nel pieno dell'agone politico, per cui il lutto cittadino, il lutto nazionale è figlio di una situazione eccezionale che onestamente non si era mai, cioè non era il signore che di politica è vissuto per tanti anni e che muore dopo quasi 10-15 anni di oblio, per cui no, era proprio perfettamente in campo, come si può definire. L'hai conosciuto? Io sentivo un'intervista a Rizzo, che è il capo dei comunisti, di quello che rimane del Partito Comunista Italiano, e diceva, tra le persone che ho conosciuto solo Fidel Castro aveva un carisma più forte di Berlusconi, che è, come si dice, onore alle armi da parte di un avversario politico. Certo. Tu che l'hai conosciuto, cosa aveva di straordinario quest'uomo? Cioè, quando sei davanti a una persona di una certa caratura, ne subisci il fascino, anche la potenza, e quindi tu che l'hai conosciuto, cos'è la prima impressione che ti dava di Berlusconi? Allora, io che vengo dalla politica della Prima Repubblica, quindi di leader politici ne ho conosciuti tanti, riconosco che Berlusconi aveva una capacità unica lui uomo potentissimo, nel farti sentire al pari suo e consapevole che siccome stava parlando con te, tu in quel momento sei al centro della sua attenzione. Mi ricordo una battuta, siamo nel 2005, si sta formando la giunta, la seconda, la prima, la seconda, la terza giunta Galan. C'erano come sempre problemi nella politica, con contrasti eccetera, e allora per risolvere questi problemi Galan e Giorgio Carollo, allora segretario regionale di Forza Italia, insieme all'avvocato Ghedini, che era finché è stato in vita il vero risolutore di problemi, risolutore, accompagnatore, era un uomo straordinario, l'avvocato Ghedini. Non molto simpatico, parliamo di carisma e di immagine. Ma lui era, quando Berlusconi lo ha voluto fare segretario regionale, ha detto ma perché? Io risulto antipatico alla gente, poi non è il mio ruolo. No, perché evitava contrasti, era bravo. E comunque c'è questa... io ero andato in bagno, quindi arrivo per ultimo in questa riunione importante ad Arcore e scopro che il posto che è stato lasciato libero era quello vicino a Berlusconi, perché nessuno aveva voluto sedersi vicino a Berlusconi. Allora mi siedo, ovviamente puoi immaginare con quanto imbarazzo, però aveva davanti sia in parte Ghedini dietro di lui, nel ruolo proprio del consigliere, e di fronte Giancarlo Galan, che era molto teso perché era avvenuta una forte contestazione e quindi lui era in difficoltà subito dopo le elezioni regionali. E io dice, lui dice a Berlusconi, guarda Galan e dice, allora dimmi Giancarlo, siamo tutti qua, c'è Carollo, c'è questo. E ora lui dice subito a Berlusconi, Silvio, quanto tempo abbiamo? Ed è stata una risposta micidiale, a sinonimo di una grandissima intelligenza. Giancarlo, il tempo che serve a risolvere questo problema. E lì ha smontato tutti, perché dicendo il tempo che serve a risolvere vuol dire sono qui per risolvere ma non sono qui per perdere tempo. Grande. La capacità di Berlusconi era quella di empatizzare, fra le tante qualità, subito. Poi ti assicuro una cosa, tutti gli slogan, tutte le campagne che dicevano ma ci sono gli esperti americani, finlandesi, tutto dalla sua testa, tutto dalla sua testa. Ultimo ricordo, ho sentito il podcast di Luca Bizzarri, che è un uomo di sinistra, attore importante eccetera, sicuramente ha lavorato con Berlusconi, gli è grato per quello che gli ha dato economicamente, però diceva, però era anche come si dice,
era in contrasto con lui dal punto di vista politico. Però ho detto una cosa secondo me importante, forse me la devi confermare tu. Berlusconi, quando gli parlavi insieme, ti rendevi conto che lui sapeva più cose di te di quello che sei tu. Cioè lui aveva una memoria talmente grande che sapeva nome, cognome di chiunque si avvicinasse a lui. Questa è una grande verità, perché al di là del fatto che aveva una memoria più unica che rara, sulle cose si preparava, aveva questa capacità enciclopedica di seguire, perché adesso detto fra noi, seguiva i sistemi politici europei, quelli nazionali, e seguiva i suoi mestieri. Il calcio, il calcio, conosceva come diceva Sgarbi l'altro giorno, anche tutte le aste d'arte, cioè l'uomo era non per niente ha fatto tutto quello che ha fatto, se non avesse. Non ha fatto un delfino, ma forse ha fatto una delfina, forse su questo ci assomiglia un po' la Giorgia Meloni, sul fatto che sia molto preparata, nel senso che quando si presenta consentimi, lei è proprio l'espressione della politica pura, cioè di chi fa politica con passione e quindi lo fa con grande professionalità, per cui si prepara. Sono quelli i parvenuti gran parte delle ultime infornate che sono una banda di ignoranti. Sai cosa? Di solito non facciamo, tutti a generalizzare, sempre, di solito le facciamo molto corti un'ingiustizia. i nostri sprizzetti, però visto che parliamo di una materia importante che ha inciso per 30 anni nella vita politica dell'Italia e per 50 anni dell'economia italiana. Però io ho seguito un incontro col vicepresidente della Confindustria, il signor Marchesini, e mi diceva una cosa che io non sospettavo. Ma quando conosci proprio Salvini, visto che forse qualcuno ha pensato quando parlavi di persone meno preparate anche a Salvini. No, Salvini è molto preparato. No, Salvini si prepara. L'unico problema di Salvini è che quando poi sale in palco si mangia un po' di punti. Però, ecco, forse fare politica a un certo livello, noi lo sottovalutiamo, perché poi dopo per noi il politico rappresenta purtroppo molto spesso il cialtrone che ne approfitta del suo ruolo. Lo sai perché? Perché questo è stato inverato dal fatto che molti ai livelli medio-bassi si atteggiano a politici e onestamente, come dice in basso polese, gnan boni fare o quel cul dei rotto. È questo che ha degenerato. Ecco, il discorso di Salvini mi ha meravigliato, perché nell'immaginario Salvini non viene fuori come un politico preparatissimo. Beh, per la sua prima parte nella quale si è. Però devo dire una cosa, io spero tanto, lo dico da italiano, indipendentemente dal ruolo di centrodestra, centro-sinistra, centro, quello che vuoi, spero tanto che Salvini riesca a fare a iniziare il lavoro sul ponte sullo stretto, perché sarebbe un'opera, intanto che lo consegna alla storia, consegna il ministro che fa sta roba qua alla storia, ma soprattutto perché potrebbe essere un elemento importante di riscatto per la tecnologia italiana che c'è e non è riconosciuta. Questo è vero. Ultimo, Delfino chi sarà? La Meloni, Salvini? Secondo me Forza Italia verrà poi inglobato. Mi consenta di dirle, professore, mi consenta, Berlusconi non ha delfini, proprio no. Però il futuro di Forza Italia sarà, secondo te, inglobato in questo centrodestra che poi era il sogno di Berlusconi, di Fratelli d'Italia? Ma secondo me bisogna aspettare, sai. Sì. Adesso i funerali si svolgeranno oggi, è prematuro anche per le reazioni al fatto che il grande ruolo di Berlusconi nella seconda parte della sua vita politica, cioè questa, non è quello del capo, ma quello neanche del federatore, mi permetto di dire l'armonizzatore, perché le forti differenze fra Fratelli d'Italia e Lega sono evidenti, quindi era
il fatto che poi questi due partiti in Europa siano guardati male perché loro guardano male l'Europa, e quindi era solo la presenza della Forza Italia berlusconiana che armonizzava il tutto, senza la sua presenza anche fisica. E quindi potrebbe essere anche Speriamo. un motivo di crisi per il governo? No, crisi no, le crisi vengono se qualcuno dà via D'Amato. E qualcuno ogni tanto. Quindi le crisi potrebbero avvenire solo se c'è un eccesso di affermazione. Ecco, Berlusconi impediva questo. Futuro, speriamo ci vada bene. Vabbè, adesso alla salute del grande Silvio. Che se ne dica è stato grande. Rimane alla storia secondo te? Assolutissimamente. Sì. E a Berlusconi non verrà dedicato un paragrafo, verrà dedicato un capitolo della storia d'Italia. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.